realizzazione del gol innanzitutto, sostanzialmente l'hai fatto tu. Sì, diciamo che comunque ho anche lavorato in settimana che loro dietro ho un po' di problema a pareggiare la palla quindi questa cerco di pressare in alto, come stiamo facendo ultimamente, ho visto che comunque ho un po' di difficoltà a uscire, sono andato a pressare e Mancino si è fatto trovare pronto. Anche con la Versa è capitato simile, insomma. Sì, diciamo sono caratteristiche un po' mie che comunque non provano a non volare niente, a crederci sempre, comunque dopo il momento là si paga, quindi oggi ha pagato e abbiamo preso questi 3 punti, sono contento. Come condizione fisica? Sono sempre meglio, però magari dovrò un po' gestirmi un po' di più, magari sono troppo generoso, me lo dicono un po' tutti, però va bene, fino a quando il risultato è così a me mi va bene. Prima parte di campionato soddisfacente, no? La classifica è ottima, sono tanti, per il nuovo anno cosa ti aspetti di più? Io aspetto che l'inizio comunque è quello dell'andata, però lavoreremo proprio per questo. Bisogna sempre partire 5 partite in casa, quindi in casa è fondamentale vincere, non vincere fuori casa. Abbiamo un po' siamo in alta classifica e noi cerchiamo questo, perché anche arrivare quinta, quarte sarebbe una delusione per noi arrivare ai 2-3 primi, perché comunque la squadra è buona, quindi abbiamo una grande squadra e possiamo riuscire tranquillamente. Speriamo. E il bilancio tuo di questi primi mesi? Io ho avuto un po' di problema all'inizio, quindi non sono stato molto contento. Ultimamente mi sono ripreso e sono molto contento. Cioè, il bilancio personale a livello di gol non è quello che mi aspettavo, però comunque a livello di tutta la squadra è andato bene. Ultimamente sto facendo bene e spero continuare così. Anche i gol arriveranno sicuramente. E lavorando si migliora fisicamente, la settimana lavoro al massimo per stare bene fisicamente e adesso comunque sono arrivato a un momento che sto bene fisicamente.